Nei 6 mesi di Expo ci saranno molti attori, ma il Veneto si candida ad essere protagonista. Ne è certo il presidente della regione Luca Zaia, che questa mattina ha parlato di questo importante evento. Innanzitutto sono due gli obiettivi principali: valorizzare la filiera agroalimentare e garantire l'attrattività del territorio. Il budget biennale a disposizione è di 5 milioni di euro. Sono 5 milioni di euro in un biennio, ovviamente molti serviranno per i grandi investimenti, per creare quelle infrastrutture che poi restano. La pista ciclabile di 600 km che si chiamerà Greenway, interventi sui siti museali, insomma tutti interventi che poi restano. Lo slogan dell'Expo è "Nutriamo il pianeta", e il Veneto in questo senso non sarebbe secondo a nessuno. Il Veneto ha 160.000 aziende agricole, 350 prodotti tipici, quindi è assolutamente titolato a nutrire il pianeta, ma soprattutto far conoscere le cornie e le delizie di questo pianeta. Interviene anche il presidente degli industriali Matteo Zoppas, che parla dell'Expo come di un megafono che permetterà di far conoscere meglio tutto il Veneto. Insomma, dice, una grossa opportunità per comunicare al mondo che c'è una Venezia che va oltre Piazza San Marco e Ponte Rialto. A fargli eco anche il presidente del Comitato Expo Veneto, Luigi Brugnaro. È una straordinaria occasione, dobbiamo strumentalizzarlo per il Veneto e soprattutto per i giovani. Con il 40% di disoccupazione giovanile non c'è più tempo di aspettare niente, dobbiamo tutti remare dalla stessa parte, verso il progresso, verso lo sviluppo, verso l'attrazione di investimenti, verso la manifattura, verso la produzione agricola, verso le cose positive, della gente di buona volontà, abbiamo bisogno. E proprio nella giornata dell'Expo, Brugnaro fa riferimento anche alle Olimpiadi e smorza le polemiche. Credo che invece sia una grande opportunità, va condivisa con i territori. Da quello che mi risulta, con i nuovi regolamenti le Olimpiadi possono essere diffuse nel territorio e noi ci candidiamo a Venezia subito per fare le Olimpiadi del basket. Intanto è già attivo il portale www.expoveneto.it, piattaforma che consente ad ogni impresa, associazione o singolo comune di partecipare senza costi, con l'organizzazione di eventi dal 1 maggio al 31 ottobre. Al portale sono già iscritte 700 aziende.